Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su GP4, stagione 2007, Monza, disastro assoluto per noi, un 17° posto, anzi sì, un 17° posto veramente balordo. A Monza faccio fatica, però comunque queste qualifiche di quest'anno un disastro, e abbiamo Gigi Hamilton in pole, vediamo se riesce a fare la prima vittoria stagionale, secondo Nick Heidfeld, poi Raikkonen e Pippo Massa, siamo a meno 9. Purtroppo abbiamo le nostre grandi vittorie sono state vanificate dal ritiro vergognoso di Istanbul. Ora non posso più sbagliare, un altro zero, comunque pochi punti. A 4 gare dalla fine, se non erro, ci levano tutte le ultime chance per vincere questo mondiale, che se non lo vinciamo è il terzo che non vinciamo, è da 3 anni che non vinciamo, Ugaz. Andiamo a vedere le condizioni meteo, tempo previsto, sole, nessuna, e andiamo. Dai raga, tentiamo il miracolo, anche se Monza non mi vedo molto competitivo. Abbiamo fatto anche rimonte più difficili. Go, go, go. Che Monza non è una gara favorevolissima. Però già i ritirino ne super tanti. P11. Attenzione Pippo, errore di Pippo, godo. Errore di Pippo, godo. Due posizioni, madonna, Gigi Hamilton, disastro, da primo a terzo. Qua non ne vince una se avanti così, Gigi. Incredibile stagione di Gigi Hamilton. Signori, Gigi Hamilton non fa vittorie. Fa solo pole quest'anno. Noi grande rimonta e sappiamo che in partenza è il nostro cavallo di battaglia. Stagione molto deludente invece del finlandese volante Kimi Raikkonen. Ma crollo di Pippo che sbaglia la partenza, Pippo. Attenzione qua. Fernando Cube vuole prendersi la terza posizione e superare Gigi Hamilton. Sverniciamo Hamilton. You've moved up to P3. Sverniciato Hamilton. Sverniciato Hamilton. Come dicono quelli bravi. Gigi Hamilton. Primo giro andato. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Adesso vediamo se riusciamo a riportare a casa un'altra vittoria nell'ultima gara in Turchia. Primo ritiro stagionale, peccato. Attenzione a Heidfeld. Devo aver pazienza. Second place. You're in second place. Merda. Qua faccio un brutto errore. E ridiamo le posizioni. Piccola penalità per Veneziano, ci sta. Abbiamo avvantaggiato Hamilton così. Il mitologico Gigi Hamilton. O Lewis Hamilton per gli amici. Brutto errore qua del Kuma che non so. Qua ragazzi Hamilton può andare in prima posizione. Sto regalando la vittoria a Hamilton, vediamo. Errore per il Kuma. Errore per il Kuma purtroppo. Però la macchina c'è ragazzi. You've moved up to P3. Il Kuma c'è, la macchina c'è. Una sbavatura però che mi è costata 3 posizioni. Guarda Hamilton come lotta Gigi. Come lotta Gigione. Ragazzi, Hamilton vuole la prima vittoria in carriera. C'è molta tensione. Pippo comunque mi sembra a punti, Pippo. Chiaramente se beccavo Hamilton o Massa le penalità era molto più corposa. Beccando Raikkonen che è fuori da qualsiasi lotta mi sono preso 3 posizioni. Le sto pagando però. Era da tanto che il Kuma non sbagliava così.
Non riesco a prendere purtroppo i primi due e non va bene la cosa. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Facciamo la parabolica e Kubica a 2 secondi. Gigi è in fuga. Attenzione, Kovalainen mi supera. Almeno il podio lo voglio. No, 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 no. Moved up to P3. Mamma mia, è stato lungo, ma è andata di culo, raga. La velocità sembra buona, i freni un po' meno. Crisi nerissima. Recupero però qualcosa su Kubica, il primo settore è il mio. Però ancora Kovalainen, attenzione ragazzi, ma... No, no, passo, veramente no. Ma guarda! Ah, male. Malissimo. Mamma mia, che disastro. Altro errore. No, ma la macchina non c'è. Attenzione, errore qua, errore. Attenzione, problemi per... You're in ninth position. Devo recuperare, madonna, che gara orrenda. You're in 8th place. Attenzione, yellow flag. Kovalainen. P7 now. P7. Dopo il problema con me, altro errore per Kovalainen. Pippo è sesto, che sfiga, oh. Pippo è sesto, sto addirittura perdendo punti su Pippo. Gara fino a questo momento disastrosa. È cominciata malissimo con la qualifica, meglio con la rimonta. Ma ora siamo addirittura dietro a Pippo. Tanti errori qui a Monza, la macchina non mi sta minimamente piacendo. Devo rosicchiare qualcosa a Pippo. Gigi, vabbè. Gigi può fare veramente una gran cosa con sta vittoria qui a Monza. Buon per lui. Ma io non voglio perdere altri punti da Pippo, se no è veramente finita, raga. Neanche quest'anno, niente mondiale. E soprattutto nessun mondiale McLaren, niente da fare. In McLaren, disastro assoluto. E non inglese, di padre lingua come indiana. Gigi è in strafuga, Gigi. Hamilton in fuga. Mamma mia, altro errore. We're down to 9th. Altro errore, niente da fare. Gara disastrosa. 1000 errori qui a Monza, giusto a perdere il mondiale. Non ho parole. Che delusione, raga. Sto sbagliando l'impossibile. Neanche a punti non va.
Neanche a punti il Kuma. Ai ai ai, male male male. Pippo è sesto e si prende altri punticini irridati purtroppo. E le chicane, problemi incredibili veramente, mamma mia, che disastro. Macchina con setup sbagliato. Male, male, male. Molto deluso oggi. Con questa gara perdiamo le minime chance. Vada. Le minime chance di portare a casa il mondiale. Molto delusa anche la McLaren, che è vero che ha due piloti in lotta, però ha puntato molto su veneziano. Gigi e ancora c'è un esordiente. E già, forse mi supera anche la posta gara. Just 3 laps to go now. 3 laps. Può essere il primo sigillo per Hamilton. Yellow flag ma dietro. Yellow flag ma dietro. Niente, sta chicane impossibile da fare per noi. Wurz ritirato. Basterebbe almeno un punto, proprio per l'onore. Rosberg molto lento adesso, Nicolino. Molto lento Nicolino. Lentissimo Nicolino. Problemi forse per Nico. Problemi. 8th place. You're in 8th place. Problemi per Nico. Nico ai box. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Rosby fa i box God. Problemi per lui sicuro. Forse foratura per Nico. Speriamo che sia a questo punto a darmi ancora una chance. No, mamma mia. Ingovernabile l'auto oggi. Ingovernabile. Teoricamente perdo 2 punti da massa. Quindi vado a una gara di svantaggio pesante. Molto pesante la faccenda. Mi serve un ritiro di Pippo. Troppi errori. La prossima invece è una gara favorevole sulla carta Spa. Inizia l'ultimo giro. This is your final lap. Final lap of the race. Guarda, mamma mia. Guarda. Oi? Non è possibile per avere una macchina così. Che disastro. E che un punto è meglio di 0.
Ma c'ho Ralf Schumacher molto vicino. Gli ha dato yellow flag veloce. Sento la macchina all'opposto rispetto alle gare che ho vinto. Proprio, boh, non capisco sto crollo della McLaren. Guarda Ralf. We're down to 9. No, la macchina non c'è, ragazzi. You're down into P16. Oi? We've moved down to P18. Ma vaffanculo, va. You're falling down the field. That's Mi P19. ritiro all'ultimo giro. Bello, vaffanculo, va. Raga, andiamo a vedere le classifiche con Kimi Raikkonen che si è preso la pole position, secondo Gigi Hamilton, terzo Pippo Massa, quarto Alonso, i magnifici 4. Le prime 4 posizioni stanno, pole proprio non riesco a farla. Siamo a meno 10 da Pippo e a meno 5 da Hamilton. Bel mondiale, siamo 3 piloti, 4 contando il Fernando Cube. In 10 punti, però questi 2 ritiri, bastava fare qualche punto. Eravamo ancora in prima posizione, veramente. Ultime 2 gare, 2 ritiri, i primi 2 della stagione, veramente disastrosi. Vediamo la gara, se è prevista pioggia, speriamo di no, e invece purtroppo piove, incredibile. Una gara favorevole e piove molto bene. Asfalto umido, io direi di andare con... mi consigliano dure da bagnate, andiamo con le dure da bagnato. Vai raga, andiamo per cercare di salvare il salvabile. Pop, pep, pic, pep. 10 punti da Massa, 5 da Gigi Hamilton. Fourth position. You're in fourth position. You've moved up to P3. Prima vittoria per Hamilton Moved up to P3. a Monza. Quanto è bello dire Gigi Hamilton, cioè ragazzi, stupendo. Io comunque 2 ritiri le ultime 2 gare, cioè, dopo le grandi vittorie. Questa è una gara favorevole, ma purtroppo piove. E con la pioggia GP4 è abbastanza insidioso. E con l'asciutto era vittoria, non dico sicura, perché qua su ste stagioni come indiane di sicuro non c'è niente, però era fattibile. Con la pioggia è un terno all'8, 10 giri di fuoco qui a Spa. Comunque Raikkonen è stato non troppo polemico contro il veneziano, contro il Fernando Cuma. Ha detto vabbè, è un errore di gara, un incidente di gara ci può stare. Ho visto che comunque la McLaren di Fernando Cuma aveva dei freni alquanto curiosi. Mamma mia, Pippo è vicinissimo. Si fa fatica a tenere l'auto in pista. Asfalto molto bagnato. Che mondiale, comunque tutti i mondiali del Cume incredibili. Dopo questa mancano 3 gare. Oh! You've moved down the order into... Ma che roba è? Incredibile, incredibile. Massa mi butta fuori. E il mondiale. We've dropped to P22. Penso che sia finito qua. Ci facciamo anche il Giappone. Non ho parole, guarda. Non ho parole per lo schifo, sinceramente. Niente, raga, siamo in una spirale negativa. Paul di Gigi, che comunque, ragazzi, si è ritirato a Spa. E Massa ha preso solo 3 punti. Quindi siamo in realtà a meno 5 da Massa, a meno 13 da. Cioè, a meno 5 da Hamilton e a meno 13 da Massa. Quindi a 3 gare dalla fine, ancora tutto da giocare. Cioè, nonostante 3 ritiri consecutivi, sono ancora. Siamo ancora in lotta, però qua ultimo posto in griglia, l'incidente al Fuji, gara che mi fa cagare, non me la ricordavo neanche più, quindi ho paura che qua il mondiale si chiuda a Massa e sesto, ma proprio non ci siamo, non c'è neanche pioggia in qualifica, mentre 0 pioggia in gara, un po' meglio, ma davvero dura solo un miracolo, ci può salvare. Dai raga, cerchiamo di salvare il salvabile, è una gara che non mi piace, peccato perché con 3 ritiri sono ancora solo a meno 13. Ho 2 piloti davanti, ma sono solo a meno 13 del primo.
Clutch out, we're green. Dopo anni gloriosi con 4 mondiali vinti, siamo in crisi, You're in Fioe. P21. E anche un po' sfortunati, però. You're in P19. 18th place. We're in 10th. E 10th Massa position. non sembra in grande forma. You're in 9th. Vardi. 8th place. You're in 8th place. E che sta gara è difficile da interpretare. Ha delle curve che proprio non mi piacciono. We're down to 9th. 8th place. Tipo questa che odio. You've dropped into P. You're in 9th position. Dai, che Massa è in difficoltà, hai teso Massa. Vaffanculo. Sente la pressione, P7 now. Pippo. P7. Deve riuscire a tornare almeno a meno di 10 punti di distacco. Molto indietro Pippo. Molto indietro Pippo. A finire che ne approfitta Hamilton, che con poche vittorie va a vincere. Sarebbe la beffa atrocissima. Dopo abbiamo Interlagos e Cina, che sono due gare. Cioè Cina e Interlagos, che sono due gare invece iper favorevoli. Pace. Carry on with the job you're doing. Sto buttando via un altro mondiale. Quanto Massa supera Webber. Noi purtroppo non abbiamo ritmo. Se Hamilton vince so cazzi che per Pippo, Mentre sta curva io l'unico che riesco a farla in pieno. Questo è un disastro. Perdo altri punti da Pippo comunque, male. Però il ritiro di Hamilton a Spa è incredibile. E Massa solo 3 punti ha fatto. Yellow flag va dietro. Non riesco a prendere neanche Webber. Guarda, non tengo più la macchina che fa schifo adesso comunque, Macchina inguardabile. Vabbè. Gigi vola. Gigione vola. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Gigione veramente vola. Io se perdo altri punti è veramente iper finita. Ma non ho veramente passo. Queste due curve proprio non le so fare, Fioe. Falling down the field, that's us into P8 now. Non le so veramente fare quelle due curve. È nervosissimo Fernando Cume. Lungo. P7 now. P7. Anche Massa nelle ultime gare disastro per lui. Hamilton sta veramente rosicchiando. Ma io proprio non tengo la macchina, Fioe, non la tengo. Giri record su giri record di Gigi Hamilton. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Io giro almeno 1,5 secondi più lento di Hamilton, cioè. Questo fa capire il disastro Fernando Cume. Guarda che roba. Queste due curve le odio.
Lungo. P6, we have... You're falling down the field, that's us into P8. Incredibile, We're down to incredibile. ninth. Non riesco. 8th place, you're in 8th place. Mentre qualcuno va a fuoco intanto. You're down into P16. Che schifo, Beppe. You have P15. Fisichella a fuoco. Mamma mia, rischiamo veramente. Che schifo, ragazzi, che schifo. Perdo altri punti fondamentali, basta. Il mondiale è andato salvo un miracolo iper devastante. Il mondiale, anche quest'anno, non è roba nostra purtroppo. 4 mondiali vinti, 3 in Ferrari, 1 in Williams. Ma da 3 anni, il nulla. Io penso che il matrimonio McLaren-veneziano sia agli sgoccioli. Troppi errori quest'anno, cioè anche quest'anno, troppi errori. C'è stata una grande rimonta, addirittura eravamo primi da solo in classifica, ma 3 ritiri e questa schifezza qua al Fuji ci sta portando alla schifezza eterna. Kubica intanto è fuori We're in P14. e teoricamente Massa recupera un'altra posizione, mi sembra. Vorrei almeno non ritirare per non fare il record di 4 ritiri consecutivi. Ma guarda la macchina, non la tengo minimamente, ragazzi. Macchina schifosa in queste ultime 2 gare. Male, male, male. Massa è quarto. Complimenti a Pippo. Che con questi punti mi toglie a me, mi toglie quasi sicuramente dalla lotta irridata. Che amaro finale, ragazzi. Bisogna capire cosa vuole fare Veneziano, se vuole prendersi un anno sabbatico, puntare una macchina più lenta e come si dice, riordinare le idee, non si sa. Può fare quello che vuole Veneziano. Dal 98 è l'uomo che ha vinto di più in assoluto. Ma adesso è crisi. Guarda che non la tengo, figlio, non la tengo. Cioè, zio cane, non la tengo. Che schifo, che schifo. Zio. Hamilton si è svegliato proprio alla fine. Ho fatto anche tante vittorie, ma troppi zero. La costanza è troppo fondamentale in questo sport. E l'ho sempre avuta fino alle ultime 4 gare. Infatti ero primo fino a 3 gare, fino a 3 gare fa. Non mi so proprio spiegare questa crisi.
Che amarissimo finale, raga, sono veramente deluso. Just 3 laps to go now. 3 laps. Adesso che da Hamilton vado addirittura a meno 15. Mondiale finito, devo solo salvare l'onore nelle ultime 2 gare, ma... E poi vediamo la decisione della McLaren, che vorrei... che sono a scadenza di contratto, capire se la McLaren vuole il rinnovo. O no. Mamma mia, che schifo, raga. Dopo vedi che la macchina non è mai stabile. Guarda come spingo. 2 laps left. Next time by. Ma guarda come mi chiude, ma guarda che no, ma va a cagare. Questo giovane Vettel. Guarda come si butta. Bel sorpasso. Bel sorpasso che non serve a niente, ovviamente, ma... per i fotografi. Per i fotografi, raga, solo per i fotografi. This is your final lap of the race. Massa addirittura terzo, si tiene anche il primo posto in classifica, incredibile. Super Massa che forse merita più di Hamilton il mondiale, vedremo. Vince Gigi vince la gara. Noi 13esimi, ragazzi. Malissimo. Un Fernando Cume delusissimo. Anche sto mondiale ormai al 98% è andato. Raga, mondiale finito assolutamente. Si hanno fatto male i calcoli. Siamo a 79 contro 94-98. Mancano 2 gare. Finita purtroppo. Malissimo. Come possiamo vedere, la storia è implacabile. Non vinciamo nulla. Attenzione,
Sì, nel 2004, quindi 5-6 anche il 2007 non sarà il nostro anno, quindi 3 anni senza vincere e a sorpresa c'è già un comunicato che sicuramente il Cume non rinnoverà con la McLaren, quindi sarà da capire dove andrà Veneziano, la delusione è tantissima, la McLaren è stufa. Ha visto veramente un Kuman che nelle ultime gare ha fatto troppo schifo, quindi 4 volte campione del mondo è veramente in una crisi senza fine. Bella sfida Pippo Hamilton per il primo posto, c'è da dire però che Hamilton ha vinto solo 2 gare, massa 6, vince, sicuramente merita più massa, il titolo è ridato. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!